Alleluia. Leggeremo il Salmo 42. Salmo 42, così troviamo scritto. A Dio sia la lode. Amen, alleluia. Come la cerva anela i rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò al cospetto di Dio, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, da che mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui procedevo con la folla e la guidavo alla casa di Dio, tra i canti di giubilo e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza, è il mio Dio. Amen. L'anima mia è abbattuta in me, perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Hermon, dal monte Misar. Un abisso chiama un altro abisso, al fragore delle tue cascate. Tutte le tue onde e i tuoi flutti mi sono passati addosso. L'Eterno di giorno concedeva la sua grazia, io la notte innalzavo cantici per lui, come preghiera al Dio che mi dà vita. Io dirò a Dio, che è la mia rocca: perché mi hai dimenticato? Perché vado vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici, che mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza, è il mio Dio. Amen. Amen. Amen, amen. Gloria a Dio, accomodatevi, gloria al Signore. Alleluia. Alleluia. È un salmo che è un cantico composto dei figli di Core, che era un sacerdote. Pare di capire che il sentimento che ha animato questi versi, la composizione di questi versi, è un sentimento che profondamente anela a Dio, spera in Dio, desidera Dio. E dice, come abbiamo letto il primo verso, come la cerva anela i rivi delle acque, così l'anima mia anela te, o Dio. C'è un accostamento tra la cerva, che è un animale adatto per conformazione fisica a salire, no? A salire in sentieri tortuosi, però poi quando sale si affatica, come tutti gli esseri viventi, e ha bisogno di riposarsi, è assetata, ha bisogno di acqua, e tante volte siamo proprio uguali, Saliamo perché la vita è tutta una salita e a volte siamo preparati per salire, ma nonostante le nostre forze, gli anni migliori della nostra vita, la nostra preparazione e tutto quello che di positivo possiamo avere, anche noi abbiamo bisogno di riposarci. Amen. L'anima nostra ha bisogno di riposo. L'anima nostra ha bisogno del riposo che solo in Dio può trovare. Amen. Come la cerva anela i rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. Amen.
L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Alleluia. E voglia il Signore che ognuno di noi possa provare questa sete di Dio. Amen. Alleluia. Alleluia, abbiamo bisogno di Dio. Amen. Il salmista sta soffrendo mentre scrive questi versi, soffre. Addirittura dice: le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte. Alleluia. Si pone una domanda: quando verrò e comparirò al cospetto di Dio? Sembra quasi che voglia finire il suo percorso terreno per stare alla presenza di Dio. Per sempre. Alleluia. È bello desiderare l'eternità insieme a Dio. Un giorno vivremo l'eternità con Dio, insieme a Dio, ma vogliamo amare la vita che Dio ci dà ancora qui sulla terra. Non siamo noi a dover dire basta, ma vogliamo che sia il Signore a dire basta, vieni. Quando il Signore ci chiamerà, noi andremo da Lui. Amen. Amen. Ma intanto vogliamo pregare il Signore che la vita che abbiamo da vivere sia una vita al suo servizio, Amen. nella gioia che solo si può trovare in Lui, in sua presenza, perché anche qui, in questa vita, nonostante piena di dolori, possiamo trovare la soddisfazione nel Signore. Amen. Alleluia, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, perché continuamente gli dicevano: dov'è il tuo Dio? E chissà anche quante altre cose aggiungevano, come: ma perché il Signore non guarda la tua sofferenza? Non vede il Signore che tu soffri? Fratelli, noi sappiamo che Dio vede, Dio sa, amen? Ma sappiamo anche che dobbiamo aspettare, o no? Che cosa aspettare? Il momento opportuno, per trovare grazia ed essere soccorsi proprio al momento opportuno. Amen. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è scritto agli Ebrei. Alleluia! E bisogna anche saper aspettare. Nell'attesa non dobbiamo perdere la speranza nel Signore, la fede nel Signore. Amen? Amen. Sembra di comprendere nei versi che abbiamo letto che il salmista ha vissuto un tempo di prosperità nel Signore. Ricordo con profonda commozione il tempo in cui procedevo con la folla e la guidavo alla casa di Dio. Sembra ricordare con commozione, con nostalgia, certi momenti di prosperità spirituale. Addirittura guidavo la folla verso la casa di Dio, tra canti di giubilo e di lode di una moltitudine in festa. Il tempo della prosperità spirituale è un tempo meraviglioso, vero? Ma non sempre questo tempo dura. A volte ci sono momenti nei quali siamo veramente chiamati ad essere provati. Siamo profondamente provati interiormente come credenti, come pastori, come credenti semplici, come servi di Dio. Amen? Amen. E allora dobbiamo porci questa domanda: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti abbatti? Spera in Dio. Perché ti commuovi in me? Spera in Dio. Perché io lo celebrerò ancora. Amen? Cioè tornerò a vivere quei momenti di prosperità spirituale, gloria a Dio. Tornerò ancora a giubilare nella casa del Signore in sua presenza, perché Egli è la mia salvezza e il mio Dio. Alleluia, i momenti tristi non durano per sempre. Amen. Grazie, Signore. C'è il tempo della prosperità, c'è il tempo della prova. Amen. C'è il tempo della risposta, c'è il tempo dell'intervento di Dio, c'è il tempo dell'attesa. E allora
E allora, come è scritto, io resterò al mio posto. Amen. Alleluia, uno dei profeti minori scrive proprio questo: io rimarrò al mio posto, io attenderò il Signore. Perciò l'anima può essere abbattuta, possiamo essere abbattuti, ma senza giudicarci e senza appesantirci più di tanto. Vogliamo ricordare che serviamo l'Iddio che è fedele. Amen. Alleluia. Ricordiamoci anche che un abisso chiama un altro abisso. Alleluia, che un errore porta a un altro errore, che se ci allontaniamo dal Signore e scegliamo il peccato, la conseguenza sarà un altro peccato. Dai spazio al peccato, ti troverai un altro peccato e ancora sarai trascinato nell'abisso. Ricordiamoci che nel Signore c'è salvezza, Amen. c'è vita eterna. Amen. Gesù, alleluia. Alleluia. Ricorda il salmista i tempi passati, quando l'Eterno di giorno concedeva la sua grazia e io la notte innalzavo cantici per Lui. Che bello! Vorremmo tutti vivere questi tempi, vero? Alleluia. Io dirò a Dio che è la mia rocca perché mi è dimenticato. A volte si ha la sensazione di essere stati dimenticati da Dio, ma non è così. Mentre tu hai la sensazione che Dio ti abbia dimenticato, io ti dico che Dio sta combattendo per te. Amen. Ma Dio non vede, mi ha dimenticato. No, Dio sta combattendo per te, resisti, aspetta. Amen. Alleluia. Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici, che mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Alleluia, Dio ci dia grazia di circondarci di persone che condividono come noi la fede nel Signore. Amen. Dobbiamo allontanarci da certe persone che invece alimentano certi pensieri negativi. Dov'è il tuo Dio? E la tua fede? Ma come ti va tutto storto? Lasciami stare. Io voglio rimanere fedele al mio Signore. Dov'è il tuo Dio? Invece uno che condivide la fede con te ti dirà: coraggio, fratello mio, coraggio, perché questo tempo passerà. Abbi fede nel Signore. Continuiamo a pregare insieme il Signore. Gloria a Dio. Amen. Perciò perché ti abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? Vuole trovare una ragione a questo abbattimento il salmista. Ma perché ti abbatti? Già le condizioni sono di abbattimento, ma l'anima tua perché deve abbattersi? Spera in Dio, perché dice: io lo celebrerò ancora, egli è la mia salvezza e il mio Dio. E noi vogliamo essere convinti di questo che abbiamo letto, di questa affermazione così meravigliosa e positiva. Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora, lo celebrerò adesso anche se sono nella distretta, ma lo celebrerò ancora quando il Signore mi libererà. Amen. Quando il Signore stenderà la sua mano, mi trarrà fuori, io ancora lo celebrerò, testimonierò. Amen. Alleluia, parlerò di Lui, racconterò le sue meraviglie. Alleluia, e quindi non ci abbattiamo. Amen. Questa sera, se qualcuno si sente abbattuto, vogliamo dire insieme: speriamo in Dio. Amen. Alleluia. Desideriamo Dio ancora nella nostra vita, in un modo ancora più forte, più potente. E se è il caso, apri ancora il tuo cuore al Signore. Ma qualcuno dirà: perché dici così, fratello? Ho accettato il Signore. A volte il cuore si chiude, si apre, sì, anni fa lo hai aperto, il Signore entra nella tua vita, ma le circostanze, le prove, la vita vissuta, il vissuto, le difficoltà, le prove ti hanno indotto a chiuderti ancora. E io ti dico: apri ancora il tuo cuore.
sii positiva, abbi fiducia nel Signore. Amen. Anela la presenza di Dio. Alleluia. Forse ti senti stanca, come questa cerva che sale, ma ha bisogno di bere. Qui c'è acqua. Amen. Alla presenza di Gesù c'è acqua, acqua viva, acqua che disseta. Amen. Quindi se l'anima tua ha bisogno di essere ristorata, perché hai bisogno di bere, bevi da questa parola. Amen. Che è acqua fresca, acqua zampillante, acqua che disseta. Gloria a Dio. Quando verrò e comparirò a cospetto di Dio, Dio lo sa. Ma certamente tutti compariremo davanti a Dio un giorno. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù. Una breve meditazione, ma credo che quello che il Signore abbia da comunicarci ce l'abbia comunicato. Vogliamo chinare insieme il nostro capo e aprire il nostro cuore a Gesù. Lodiamolo ancora, cerchiamolo con tutto il nostro cuore.